È il giorno del cordoglio in casa Piva a Loria. Per tutta la mattina si sono avvicinati parenti e amici della coppia per dare sostegno alla moglie del ciclista falciato dal 19enne Steve Quintino nella sua folle corsa di sabato mattina. Cordoglio nella riservatezza, come ci conferma al termine della visita uno dei conoscenti della coppia. No, non so niente perché siccome loro vogliono avere proprio, di conseguenza non sono neanche in grado di dirti niente, mi dispiace proprio, no, Comunque gli ha portato la solidarietà. sì, capisco il vostro lavoro, però ecco. Comunque Così. affranta la signora. Sì, dai, comunque va bene, dai. Grazie. Grazie a te. Vabbè. A Riese invece il sindaco ha fatto visita con l'assistente sociale alla famiglia di Steve Quintino. Un nucleo familiare che noi conosciamo da molti anni, come dicevo nei giorni scorsi alla stampa, che i nostri servizi sociali hanno seguito, ma da qualche anno insomma, avevano intrapreso anche una via di miglioramento con i tre ragazzi che lavoravano. Adesso si trovano di fronte a una tragedia anche loro, purtroppo, oltre a quella del povero signor Piva, e noi non li lasceremo soli. Insomma. Il primo incontro oggi in carcere con Steve Quintino da parte dell'avvocato Paolo Miotti, che ha trovato il giovane alquanto confuso e distaccato dalla realtà. E se sul fronte giudiziario rimangono le accuse di omicidio stradale, duplice e tentato omicidio, oltre che di rapine, lesioni, resistenza pubblico ufficiale, dall'altra parte si fa sempre più strada l'ipotesi di una perizia psichiatrica a breve, che stabilirebbe l'incapacità di intendere del 19enne. Confermata la traccia di cannabinoidi nel sangue del giovane che però potrebbero essere residuo della sedazione pesante fatta sul posto all'atto dell'arresto. Domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia da parte del magistrato titolare delle indagini, al quale difficilmente Steve sarà in grado però di rispondere. Procura che non ha ancora dato il nulla osta per i funerali del ciclista ucciso, mentre Barbara Zandonà, la mamma dell'omicida, pare abbia chiesto anche al sindaco Guidolin di intercedere con la famiglia di Mario Piva. Qui entriamo in una situazione molto delicata e sensibile, non sta a me dare la possibilità alla mamma di poter chiedere perdono, spero di sì, però ovviamente sarà la moglie di Mario Piva a decidere se e quando poterlo fare.